Presidente Cecconato, quali sono stati gli investimenti principali per l'anno 2019? Ovviamente ci concentriamo anche e soprattutto sugli investimenti e la partnership con ERA. Sì, allora per l'anno 2019 voi sapete noi abbiamo chiuso un'importante operazione strategica che riguarda appunto una partnership industriale con il gruppo ERA e questo appunto darà notevoli sinergie per quanto riguarda l'efficientamento e l'efficienza nella gestione. Il nostro core business attualmente è diventato quello della distribuzione. Noi abbiamo in programma notevoli investimenti soprattutto nel territorio ovviamente dove operiamo e solo per darvi un dato nel 2019 noi abbiamo investito circa 30 milioni di euro e proseguiremo in questo piano di investimento nel prossimo triennio che supererà sicuramente in 100 milioni di euro. Questo vuol dire che solo nella provincia di Treviso nel prossimo triennio noi abbiamo intenzione di investire in circa 120 chilometri di estendimento di rete che vuol dire estendimento di reti di metanizzazione, di lavori straordinari, manutenzioni straordinarie e di installazioni di smart meters, i cosiddetti appunto contatori intelligenti. La nostra struttura ovviamente sta crescendo. Noi abbiamo bisogno di professionalità di vari tipi, cioè, e quindi dalla parte diciamo, prettamente operativa a quella diciamo, più progettuale, quindi mi riferisco a ingegneri, a tecnici che possono seguire il business della distribuzione. In realtà noi abbiamo creato una partnership, cioè abbiamo aggregato il nostro pacchetto clienti con quello del gruppo ERA. Questo ci ha permesso di creare delle notevolissime sinergie e soprattutto di essere molto più competitivi rispetto ai mercati in cui operiamo. Vi do solo un dato, il gruppo ERA nel piano industriale evidenzia che grazie a questo tipo di aggregazioni si otterranno delle economie e delle efficienze per circa 28 milioni di euro solo nell'anno 2020. Tra i vostri principali azionisti ci sono le amministrazioni pubbliche. Che cosa vi chiedono come investimenti sul territorio e ci concentriamo sul trevigiano? No, allora noi ovviamente gli investimenti come è previsto peraltro anche dalle indicazioni che abbiamo dato, noi interverremo su tutti i territori e su tutti gli ambiti territoriali rispetto ai quali operiamo. È ovvio che non nascondiamo che c'è una sorta di, se vogliamo, di affezione per il territorio rispetto al quale siamo nati e siamo cresciuti. Ecco, è ovvio che nel momento in cui le amministrazioni pubbliche ci fanno presente che hanno necessità di attuare alcuni estendimenti di reti per servire determinate aree dei loro territori comunali, noi interveniamo anche perché questo fa parte della nostra attività e anche perché questo ci dà possibilità di efficientare tutto il nostro business.